Da Vittorio Veneto, Silca continua a guardare avanti in un settore, quello della chiave, che riguarda un prodotto che potremmo interpretare come fondamentale, senza timore di confrontarsi a livello internazionale anche con quei paesi emergenti dove le produzioni industriali riescono a essere particolarmente competitive. Secondo lei, che cosa contraddistingue questa realtà dalle altre nel mondo? Allora, condivido con lei, la chiave è un prodotto fondamentale ed è anche una commodity, ma la chiave di per sé non è l'unico elemento di ciò che Silca produce e di ciò che Silca fa con una grande differenza rispetto a tutti gli altri. Le macchine di duplicazione, i sistemi di duplicazione chiavi auto sono sistemi anche molto sofisticati dove Silca eccelle per qualità, per i processi di produzione, per la tecnologia di processo che vi è al suo interno, ma a mio avviso eccelle anche nel modo di proporsi sul mercato, dove in realtà arriviamo ai nostri clienti con soluzioni digitali e con soluzioni che da un punto di vista commerciale prediligono il contatto diretto con i clienti e la vicinanza al mercato. Come si è approcciata la vostra azienda all'arrivo dell'industria 4.0 e poi alla digitalizzazione? E nel farlo vi definite pionieri nel farlo oppure avete atteso che le cose funzionassero prima di buttarvi? Ma guardi, francamente non lo so. La verità è che digitalizzazione e industria 4.0 sono un viaggio e io lo vedo come un viaggio che abbiamo fatto all'interno della nostra azienda, innovando, investendo in nuovi macchinari e collegando parte delle macchine che abbiamo in produzione alla rete per estrarre dati e per utilizzare questi dati. De facto poi oggi dobbiamo migliorare e continuare questo viaggio nel capire come utilizzare questi dati per migliorare le condizioni di lavoro, per migliorare la produttività, per migliorare le cose che facciamo tutti i giorni. Da un altro punto di vista abbiamo lavorato per dotare le nostre macchine e gli strumenti che diamo ai nostri clienti di connessioni e di un'evoluzione tecnologica digitale. In questo ci siamo riusciti, da qualche anno offriamo prodotti di questo tipo e parte del nostro successo e parte della nostra, come dire, capacità di catturare la scelta dei clienti viene anche da questa scelta. Aggiungo un altro elemento che pochi conoscono: Silca è anche produttore di macchinari industriali. Buona parte delle macchine che ci servono per produrre le chiavi sono prodotte internamente da un team molto molto avanzato che lavora sui temi legati alla digitalizzazione, legati alla connessione delle macchine. In questo senso credo che questo sia un fiore all'occhiello di Silca, perché ne definisce la competenza e la capacità di gestire tutto il processo e poi la capacità di innovazione al cuore dell'industria per cui lavoriamo. In questo contesto, sempre parlando di tecnologia, quanto conta ancora l'opera del singolo, nonostante l'approccio, l'avanzamento tecnologico di cui si è dotata la vostra realtà? Ma è decisamente fondamentale. I processi di cui abbiamo parlato, l'evoluzione tecnologica non possono in ogni caso togliere l'apporto dell'individuo. Io direi che in un'industria di precisione come la nostra darei un 50 e un 50 nei casi in cui la tecnologia si spinge di più, ma nel più dei casi è l'individuo che fa la differenza. In uno scenario generale in cui mancano le risorse e nel quale sembra sempre più evidente il divario che c'è tra il manager e il lavoratore, come fate a mantenere una squadra coesa? Allora, innanzitutto devo dire che il tema delle risorse in uno scenario volatile a cui ci siamo abituati è un tema ed è una sfida che affrontiamo quotidianamente. Gli strumenti che utilizziamo sono quelli che abbiamo a disposizione, in cui ci impegniamo molto. Penso ad elementi di welfare, penso agli elementi di comunicazione con tutta la squadra. Penso alla formazione, se possiamo, customizzata e mirata ai diversi gruppi che lavorano qui dentro, ma penso ad un tema più ampio che riguarda la leadership. L'unico modo per rendere una squadra tale è riuscire a far sì che chiunque abbia delle responsabilità sulle persone possa guidarla nella stessa direzione, e credo che anche questo sia un viaggio, ma credo che sia un viaggio tra i più importanti che chi gestisce un'azienda possa intraprendere. La grande scommessa di oggi, del presente, sta senz'altro nella sostenibilità di cui effettivamente si parla tanto, ma che spesso si fatica a vedere nel concreto. Ci parli delle SGE in Silca, quali sono le novità e quali sono anche i progetti che avete in questo senso?
Allora, sono molto orgoglioso di dire che qui dentro e anche qui fuori, qui intorno, i nostri elementi legati alla sostenibilità si possono toccare. Penso all'acqua, penso all'unica azienda di questa vasta zona industriale che ha un suo depuratore d'acqua per il trattamento delle acque in uscita. Penso alla circolarità dei nostri materiali, una misura del 95% dei materiali che utilizziamo è circolare ed è riciclata e riciclabile, penso al metallo ad esempio. No? Penso all'impegno che Silca ha e ha avuto nella gestione dell'energia, che ha due elementi, uno riguardante il risparmio, con progetti tangibili di riutilizzo dell'energia all'interno dello stabilimento, e altri invece legati alla generazione dell'energia. Abbiamo un grosso progetto che sta partendo, che impiega risorse finanziarie ingenti per installare un grosso parco solare sul tetto dello stabilimento in cui stiamo parlando. Aggiungo un altro elemento che anche qui pochi sanno: il 100% dell'energia che muove Silca è energia verde, siamo certificati in questo senso. Ecco perché dico che è tangibile, e dico che è tangibile perché credo che questo non solo serva a come dire, dare la misura di Silca nel suo territorio, ma credo che serva anche a chi lavora in Silca per portarsi a casa un elemento di rispetto che vogliamo, come dire, vivere nel quotidiano. Allargandomi un pochino, insomma, parlando della parte sociale degli ESG che lei ha citato, sono orgoglioso di lavorare in un'azienda dove l'anno scorso per quasi l'intero anno abbiamo avuto 0 incidenti. Misuriamo tutte le varie categorie di incidenti e anche di quelli che chiamiamo near misses, quindi quelli che sono quasi incidenti, che servono moltissimo a migliorare le nostre pratiche. Credo che elementi di questo tipo siano elementi qualitativi che, vicini agli investimenti che facciamo nell'area della ergonomicità e nell'area della qualità del posto di lavoro, siano elementi fondamentali della nostra policy. Un ultimo elemento che mi va di citare riguarda il fatto che noi, essendo parte di un grosso gruppo multinazionale con oltre 16.000 dipendenti nel mondo, abbiamo il privilegio e la fortuna di poterci dotare di strumenti per cui da soli non potremmo farcela. Faccio per esempio riferimento a una certificazione che si chiama EcoVadis, che ci mette nel top 10% delle aziende globali per quanto riguarda la sostenibilità della catena di fornitura e l'eticità delle proprie forniture. Il codice di condotta dei fornitori è un qualcosa che abbiamo mutuato dal gruppo e che ci inorgoglisce perché ci permette, anche al nostro livello, anche nelle nostre dimensioni, di poter dire che siamo davvero etici nel modo in cui facciamo business.